Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, ci è mancato Batman napoletano. Come state? In verità questo qua non è proprio un video, ma una live. Siamo qui, come ho detto nel post di qualche minuto fa, nel secondo tempo, dove andare a registrare nel secondo tempo di Napoli-Milan. Tanto abbiamo un ospite speciale. Facciamo subito entrare. Eccolo, Domenico, dici una parola. Ok, visto che tu sei ancora nello studio non ti puoi sentire. Per ora ti ammetto, un attimo solo. No, oh, che parata. Che parata. Oh. Ok, eccoti. Cos'è? Fuori gioco. No, non è fuori gioco. Fallo. Sì, dovrebbe essere fallo. Andiamo. Intervento che Ah, rischia di compromettere una carriera. Questo fallo al limite del campo di gioco è un fallo gravissimo. sì, infatti. Rachmani però Sono è un fallo Rachmani bel tiro ha fatto, sì. Cioè dall'essere il Proprio una peggiore in parata, campo. Cioè allora non voglio parlare perché se io parlo va a finire sempre il contrario. Infatti. Intanto ragazzi, il posto partita di Napoli-Milan arriverà subito dopo la fine della live. E poi, cioè, dovremmo ancora check in progress. Qualche progress, la VAR sta decidendo cosa fare, se dare rigore penso. Intanto ragazzi vi ricordo di condividere la Allora, live secondo me, a più persone possibile. oggi, secondo me, no, ok, no. Cioè, Non è. come? Vabbè, me l'aspettavo che era rosso. Cioè, ne era nessun rosso, scusate. Ma non lo so, però c'era dato pure una manata in capo, non è Però che ha c'era dato dato. una bella manata, Ness. No. Secondo me non lo so, nonostante non sia fortissimo, Noah Lang andrebbe fatto entrare. Dici tu Nolang va a fatto entrare? Nonostante non sia fortissimo e non sia capace nel puntare l'uomo, va comunque fatto entrare. Cos'è questo? Giallo. Vediamo un po', questo è l'intervento. Un po' duro. Secondo me però, siccome Elmas oggi non ne sta azzeccando una giusta, secondo me Noah va fatto entrare. Sì. Politano secondo me deve essere appunto uscito. Polidano si deve uscire, cioè no, sta giocando benino, però deve uscire, deve Sì, entrare Beukem e Di Lorenzo sulla linea degli esterni. nonostante io non sia un grande fan di Politano, devo ammettere che non sta giocando tanto bene, che non sta giocando tanto bene. Cioè sta giocando benino, cioè, tra il 6 meno e il 6, occhio al cross, Milinkovic la palla, rimane lì Pavlovic. È mano, fallo di mano. Cos'è? Dovrebbe essere fallo di mano, per calcio d'angolo, dai. Fallo di mano di Pavlovic o di Juan Jesus? Pavlovic, però vabbè, non era attaccato al colpo. Dovete sapere ragazzi che Domenico, il nostro caro Domenico, è un gran critico del Napoli, perché nei momenti cattivi lo critica e cosa varia, nei momenti buoni esulta. Allora posso dire, Tifoso. sono un po' uno che critica troppo il Napoli. Sì. Non capisco Dai, che maglia ti sei messo, Domenico? quella dell'anno scorso di Fa McTominay. vedere. Bella, di chi? McTominay. Fa vedere dietro. Prestizio. Ci sta. Io tengo quella là, quelli del mio canale lo sanno,
perché feci proprio un video dedicato alle magliette che mi arrivarono recentemente. E recentemente ci fu anche quella là di McTominay, di McTominay Ancora più. avanti, per rimanere per il Tomori mette il cross basso, Elmas colpo di testa. Guardate qua la mia authentic Pacoi authentic di Cassi 12. Oilund. Sì. Tengo anche quella di De Bruyne, la seconda maglia. Mi deve arrivare quella di McTominay di quest'anno la prima maglia. E Poi io ho la fatto prenderò anche a altri Natale, ordini. credo che prenderò a Natale quella di Halloween di Neres. Poi mi deve arrivare quella di proprio pure a me quella di Halloween ma di Savic. Poi mi deve arrivare anche altre maglie che non mi voglio spoilerare. Tanto se le makers Loftus. Aspetta, Mancano 40 minuti. vado in soggiorno perché telefono scarico. Vai giù e fallo. Cos'è? Fallo. Parla su Jesus. Jesus, ok. Domenico, puoi far girare la live per favore? Magari dici a qualche tuo amico che sei in live sul mio canale. Ok, mo vedo. Cioè, sta sul canale stai su Italia 1. Sì. Comunque ancora 1-0 per noi. No, questo è brutto. Mi sa entra buongiorno, Sì, sì. Intanto indicazioni per Non lo so, McTominay. io posso dire una cosa, ho paura che se entra buongiorno la perdiamo, perché buongiorno difensivamente un po' sta diventando un po' scassetto, No, sono no. Vedi, il gol di David Neres. Sì, sì, stanno facendo rivedere il gran gol di David Neres. Tu che ne pensi di questo primo tempo, Domenico? No, non è stato un brutto primo tempo. Rispetto ai primi 30 minuti, comunque siamo migliorati, Date indicazioni per David Neres. Mi sa che si prepara Modric. Sì. Esce Juan Jesus. Ma solo per temporaneo, in tempo, Non mi puoi ripetere, per favore? solo per qualche secondo mi sa esce Juan Jesus, No. Visto che fa, l'ho fatto. Ah, questo è giallo, Attenzione Oilund. No, non la prende Oilund. De Winter. McTominay. Lobotka lascia scorrere. Ah, rientra Jesus. Rientra Jesus. Polità però le punta all'uomo. Punta Stupignan. Puntalo. Vabbè, non lo punta, si cade addosso. Comunque ragazzi vi ricordo di andare a seguire anche il canale di Domenico, si chiama Dome Telecronaca, facciamolo arrivare ai 100 iscritti. Oh, occhio! Palla per Olin. No, fuori gioco. Non era fuori gioco però, per noi. Ah sì, è fuori gioco.
Occhio, Lobotka, Mac, Jesus, Spinazzola, non lo so. Manca un difensore, manca Rachmani. No, sono tutti. No, io intendevo tipo sembrava che per qualche secondo Spinazzola faceva il braccetto, tipo. Oh, Oilund, viste palla? Oilund, deve solo tirare! Gol! È il gol di Oilund! Oli. Mamma mia! Oh, però secondo me, cioè, Oilund questo gol con l'Udinese lo doveva fare, però, Sì, sì. Perché ok, lo fa in Supercoppa ed è bello. Ragazzi, guardate, io vado a prendere, guardate un attimo, aspettatemi un attimo. Ecco qua ragazzi, eccoci qua, la trombetta. Comunque Oilund credo sia l'attaccante più forte in Italia per fisicità. Sì, dopo Lukaku sì, secondo me. Vabbè, chiaramente Lukaku è il più forte per fisicità. Sì, sì. Imbucato Maignan 2-0. Magnan che non sembra quello là della prima partita in casa, C'è in cassetta. C'è in casa loro. Sì. Selmekers lascia passare Spinazzola. Selmekers e poi la difesa sembra non parla. Occhio, perché Tomori è un centrale, ma lo sottovalutano perché è un centrale, perché sa crossare bene i palloni. Occhio, non perdiamo i palloni. Lobotka fa partire Neres, invece niente. Maignan. Comunque, posso dire, io l'avevo previsto che o vincevamo 2-0 o vincevamo 2-1. Questo l'avevo previsto io. Secondo me noi passiamo agli ottavi, ma sicuramente. No, queste sono le semifinali. Scusami, le semifinali. Occhio, palla per Pulisic. Occhio su Maignan. Vabbè no, non ci sono pericoli. Oh, Palo. Oh, no, è uscito. Dammi, mi raccomando, hai fatto girare la live? Sì, falla girare anche sul canale tuo. Sì, io ho già fatto girare su qualche gruppo. Intanto Allora, entra Atekame e Fofana, credo, No. No. Ok, Ma bravo. perché non mi la cioè, boh. Ma brutta. Passiamo alla finale, ok? E ricordo si giocherà lunedì 16, cioè scusate, no, lunedì 22 dicembre. Se passiamo, ok? No, io Se passiamo. spero la finale sia Napoli-Bologna, ma l'Inter purtroppo, cioè Chivo ha detto che l'allenatore dell'Inter ha detto che la Supercoppa non gli interessa tanto perché dovevano partecipare solo Napoli e Bologna e ha Sì, detto che ragione. questo nuovo formato non gli piace, Sì, però ma pure a secondo me non mi piace. dice così, ma la vuole vincere la Supercoppa. Vabbè, dai, se non trofeo vai a guadagnare 11 milioni di euro. Che non la volevi. E non sono pochi,
Infatti. Che poi il Milan sta Cambio giocando con i Fofana. nomi in arabo. Scritta un po' audace. Secondo me sì, l'hanno messa perché hanno vinto l'ultima Supercoppa. No, o meno. Cioè, dobbiamo vedere se anche l'Inter domani sera le mette. Sì. Fuori Saelemaekers, entra Fofana. Sì. Ah no, è Saelemaekers per Atekame. No, chi è? Siete Winter ed entra cosa qua? Atekame. Oh, Sì. secondo me Antò, ok, l'annuncio di Conte, sono d'accordo che Lukaku fisicamente è molto indietro, perché però secondo me 3-4 minuti glieli può far fare. Ma secondo me che cosa Conte gli fa fare? Tipo 2 minuti, poi 5, 10, 20, 40, poi 50 e poi una partita intera. Per tornare al top. Sì. Comunque allora, parliamo di Serie A. Secondo te la Fiorentina retrocede? Sì. Però secondo te che Serie A sarebbe senza la Fiorentina? Fofana! Stiamo prendendo gol da Fofana! Secondo me senza se la della Fiorentina retrocede sarà brutto senza Fiorentina. Sì. Perché come la Sampdoria 2 o 3 anni fa. Quando è retrocessa la Samp. E diciamo che una squadra che stava andando bene, poi si è incasinata ed è retrocessa. E quando nessuno se l'aspettava. Capito? Fai Ma mi sono secondo preso te... una coperta, eccola qua perché no, sono questo è un fritto giallo. esagerato. Sono un fritto esagerato, cazzo. Mamma mia, ci prendo una coperta. Intanto Anto, che voto fallo. daresti tu alla partita di Rachmani e McTominay? Allora, McTominay dai 6,5 7. Meno. La stessa cosa per Rachmani. Perché devo vedere qualcosa di più. Rachmani è fortissimo, ma certe volte gli vengono in mente delle cappellate clamorose. Infatti. Ancora una volta vi ricordo di mettere like e di iscrivervi al canale, come vedete qua sotto, alla mia sinistra. Quando possesso parla del Milan. Non facciamoli attaccare però, come i primi 30 minuti. Se Pulisic si accende... Dentro! No, tienila in campo, Elmas! Falla una cosa buona! E poi secondo me no, è stato buono pure che all'inizio della partita Massimiliano Allegri non abbia messo Modric. Perché? Perché Modric nessuno lo firma quando smette e s'indossa, capito? Infatti prevedo che quando uscirà Oilund, vediamo se la la, prende, no, Pavlovic c'è. cioè, quando verrà sostituito Modric, cioè quando entrerà succederà un casino, secondo me entrerà da 10 minuti, l'80esimo. Secondo te, Anto, questo qua si fa capire che è la maglia del Napoli originale? Fa vedere? Sì, se sarà la cosa identica.
Oh, Højlund! Ancora dentro, Højlund, puttana! Højlund, hai sbagliato Højlund. Ciao, abbiamo una nuova persona in live. Ricordati, se non sei iscritto, di iscriverti e di lasciare un bel like e di girare la live, ovviamente. Beh, qua Tomori non l'ha deviata, però comunque era abbastanza defilato Højlund. Sì, sì. E ti ricordo pure di commentare allo spettatore che ora sta Occhio, Nkunku, Lobotka, Elmas. Però oggi Elmas ti posso dire che non mi è piaciuto per niente. Sì, sì, non ha giocato tanto bene. No, il fatto è che da titolare non può partire, cioè deve giocare da subentrato. Sì, sì. Non ha tutta la partita nelle gambe. Intanto entra Modric. Cavolo, per noi... Modric... Siamo 2-0. Sì. Mi andavo stesso palla 42% per il Napoli e 42 e 58 per il Posso dirti una cosa, Antò? Secondo me il Napoli a perdere con l'Udinese lo ha fatto apposta. Perché? Perché il Napoli fa sempre così, tipo dalle umiliazioni, anche se perdere solo 1-0 con l'Udinese non è un'umiliazione, ma per me sì, perché comunque all'Udinese sono stati annullati 2 gol. Secondo me il Napoli è abituato a fare così, dalle umiliazioni dopo le umiliazioni fa delle partite stratosferiche. Sì. E Inter? Chi esce Loftus-Cheek, mi sa, Sì, Poi sì. esce Yashari. Mamma mia, non lo so come la vediamo. No, ma io ho paura, cioè non so se tu la finale di Supercoppa dell'anno scorso l'hai vista, in cui Leao è entrato, ha cambiato la partita per il Milan. Non vorrei che fosse così pure per Modric. Speriamo di no. Io la vidi la partita. Al supermercato. Bravo Spinazzola. Fuori. Oh, fallo, Fallo su, che è questo? Casco. Entra Lang e Mazzocchi al posto Mazzocchi! Come fa questo Mazzocchi? Al posto di Elmas e Politano. Mazzocchi scelta... No, al posto di Neres. Neres e Politano fu. No, Elmas. Elmas. Sì, Elmas e Politano. Come fa con Pascata Mazzocchi? Ma non me lo chiede tanto da conto. Chiamalo un attimo per telefono. Solo nel suo rione. Sì. Chiamalo un attimo per telefono. Check in progress. Tanto ecco il cambio. Come intanto ecco i cambi. 21 e 20. Quindi Elmas mi sa esce. Luis Elmas. Sì, eccolo Elmas. Esce Elmas per Lang. Devo dire Elmas ha fatto una prestazione da 5. Sì, prestazione da 5. E ora entra Lang. Cioè, stavo dicendo entra. Perché Beuchema non l'ha fatto entrare oggi? Non lo sto a scegliere. Ma per farlo riposare? Cosa sì, per diciamo preservarlo forse per il campionato, per la prossima partita di campionato. Tra l'altro, la partita contro la Cremonese, c'è la partita alla 16ª giornata, si andrà a recuperare, se non sbaglio, il 14 gennaio. Oppure si recupererà
contro il 16 gennaio. Però se No, non il mi sbaglio più... 14 si recupera. McTominay, mamma mia. Bravo, oggi McTominay, Ti è Cioè, piaciuto? sì, non ha segnato, però... Dai. Secondo me, Conte non lo fa segnare forse perché vuole concentrarsi più sulla fase difensiva. Ma secondo te qual è il problema del Napoli quest'anno? Cioè, perché si prendono troppi? Perché Non ho capito. in stagione perché quest'anno prendiamo troppi gol? Ci sarà qualche problema di difesa, sinceramente. Cioè, non lo so, il problema non è nemmeno Buongiorno o Rachmani perché sono forti, però Buongiorno troppo indietro. Sì. Il problema è che i punti di forza del Napoli l'anno scorso sono diventati punti deboli del Napoli di quest'anno e Se il punti punto di debole l'anno scorso, debole. Dici. Anto, se noi all'anno scorso il punto debole era l'attacco, che abbiamo fatto letteralmente solo 50 gol in tutto il campionato, quest'anno l'attacco sta diventando il nostro punto di forza. Sì, infatti. E la difesa è il nostro punto debole. Sì, tutto il contrario. Ma il problema è che ci vogliono tipo in Napoli, no? Il problema che ha fatto il Napoli, l'ho sempre detto, che ha fatto troppi acquisti. Non doveva fare tipo 2 acquisti a difesa e 2 in attacco. Doveva prendere un giocatore come Elmas, cioè in attacco sì, li poteva prendere 2 o 3 giocatori. Per esempio, però andavi a prendere più giocatori in una parte di campo che sai che ti va a Lang! mancare. Non lo so, Lang! Oh, Mamma mia, stu Lang! Come moscio Lang! vabbè, stavo dicendo, guarda, devi andare tu ad acquistare. Intanto siamo all'80°, mancano 10 minuti, più recupero per alla Sta fine. entrando Giallo Lucca! per Spinazzola. Boh. Vabbè, il Napoli doveva acquistare più giocatori a centrocampo, pure Tria, ok? Però li doveva acquistare, oltre all'acquisto di De Bruyne, doveva acquistare anche magari un altro centrocampista. Io avrei preferito come si chiama quello? Loftus-Cheek del Milan, parliamo in ambito. Oppure anche Dani Cerebra Costa esce Holland per Lucca intanto. Sì. Dani Celebra Costa del Real Madrid. C'è Bailo, questa cosa. Capito? Ma sì. Cosa ne dici? Beh, comunque, secondo me dovevamo fare più acquisti a centrocampo perché abbiamo un centrocampo letteralmente interamente infortunato. Sì, abbiamo pochi giocatori. Intanto Abbiamo solo fallo. McTominay. No? McTominay e Lobotka. Fallo. No, McTominay non fa... No, McTominay! Che cazzo stai facendo? Che cazzo fa McTominay? Questo si fa Danno un casino, espellere! arriva pure Milinkovic Savic. Giallo per chi? Oh, qua arriva un rosso! Qua arriva un rosso! Sì. Se continuano, sì, arriva di sicuro il rosso, non te lo nascondo. Beh, se McTominay prende il rosso giochiamo con Vergara, però Vergara deve farlo giocare. Forse. Ma Conte, visto che è un allenatore che sui giovani non punta, Però ci sta puntando sui giovani perché ha portato 3 o giallo 4 per giocatori dalla Masia. McTominay e Tomori.
No, Nkunku. Nkunku e McTominay, credo. Boh, sì, l'ha bucato McTominay, però... Cioè... Ma mi si creano un casino esagerato comunque. Oh, io sul 2-0 sono sempre tranquillo, però non prendiamo tipo il 2-1 al 90esimo, perché l'anno Sì, scorso sì. mi hanno fatto soffrire. Ti ricordi l'anno scorso, mamma mia, mi feci una capa tanta ogni partita. Oh, cioè, un altro poco, pure all'ultimo di campionato Rossa! mi chiamavi e mi dicevi. Cioè, oggi facevi una capa tanta, così, sono arrivato a fine campionato e ho detto, Oh, Nkunku! ah, è finito, capì? Sì, Lang, E mamma mia. sono arrivato a fine campionato e ho detto, ah, dopo 9 mesi di a sopportare Domenico, mamma mia, Ma è entrato pure Gutierrez. sì. Loftus-Cheek contro Gutierrez. Bravo Gutierrez, No, fallo, Non mi hai detto qualcosa perché non ti ho sentito. No, no, sto descrivendo l'azione. L'azione sto Ah, ok, descrivendo. ok, ok. Ti stai lavando una maglietta? No, Ah. Pensavo che te la stavi togliendo. secondo Dammi, me a un fallo. certo punto ti vedo bloccato. Vabbè, no. Secondo me su Neres c'era fallo, Mm. Tanto giallo per a te cane. Mancano 5 minuti più recupero, secondo me c'è altri 5 minuti di recupero. No, almeno 9. No, no, secondo me 5. Non lo so chi entrerà adesso, No? Sta per entrare qualcun altro, però non so chi di preciso. Penso uno davanti da tutte le parti. No, no, però non rischiamo proprio alla fine, Mm. Rischiamo al 90esimo, 91esimo. Occhio, Fofana, Fofana è il migliore in campo del Milan per distacco. Sì. Sì. Per distacco sì, sì. Vediamo chi entra. Entra Vergara. Vergara. La Vergara, Posso dire che finalmente. Vergara sta avendo un po' più di minuti? Sì. Di avere sicuramente più minuti perché sta giocando molto ma molto poco. Oh, ti prego, Nonostante sia Lang, poco. corri. Oh. Corri, Lang. Oddio, Lang, l'ha passata. Oh. Oh. No! Oh. Dai. No, mi si è spenta la televisione. Però McTominay un po' di chance le sta sprecando ultimamente, Ok, mi direi da me. Intanto verifica tu, parla un po' tu, perché mi si è Anto, spenta ma la televisione. secondo te Anto, quello di McTominay è un gol sbagliato a porta vuota? No, non è porta avuta perché, cioè, non è a porta avuta, perché però si è mangiato una grande azione. Si è mangiato Fuori Neres. quello che posso dire, Però dai, del resto sta giocando bene McTominay, Sì. Oh, Neres! No, mo dà il giallo.
Dal giallo a Neres. Io non, cioè, non me la sto facendo vedere più perché mi si è spenta la televisione, ora mi si sta riavviando. Sta facendo la cosa di riavviamento. Riavvio. Sì, riavviamento poi. E scrivi un po' tu. Fai la telecronaca, come fanno in tuo Mignan, canale. Pavlovic per Mignan. Rabiot, Pavlovic. Comunque siamo ancora sul 2-0, Pavlovic. Pulisic. Si appoggia a Pavlovic. Vergara si va su, vabbè, chiaramente da un campione come Modric. E poi Lucca. Dove ti ricordi il minuto a cui ha segnato Olimb? Pare 71. Ok. No, perché era segnata per il posto partita dopo. Fermato senza fallo. Ok. Mi sei già riavviato la... Ci sono due migliori in campo del Milan oltre a quelli del Napoli, Chi sono? Sono te. Il Salemekes e Loftus-Cheek. Ok. Ah no, Højlund ha segnato al 63esimo. Ah, ok, ok. E su Mignan può andare col cross basso per Pavlovic che praticamente fa l'attaccante aggiunto. Poi Fofana per Pulisic. E su Mignan crossa. Deviazione calcio d'angolo. Ok, mi sei riavviata la TV. Oh, Lukaku non è entrato, peccato. No, era sicuro. Mamma mia. Oh, Stupignana stava facendo il suo primo gol del mondo. Vai. Vediamo un po' l'entità del recupero. Per essere 7 minuti. Yeah! Ecco. Mamma mia, però, vai giù! Ma come si fa 7 minuti? Secondo me sai perché le ha Ma solo dati contro il 7 minuti? Napoli danno questi recuperi così lunghi. No, l'hanno dati anche il Milan Sassuolo. 5-6 minuti le ha dati. Cioè, questo è per colpa del Milan che ha deciso di scatenare una rissa per un fallo su McTominay. Vabbè, si sapeva, la palla era uscita. Waiu, però non è possibile. Oh, prendiamo il gol se volete al 95esimo, 96esimo. Ma posso dire, 7 minuti sono troppi, Waiu. Sì, sì. Secondo me il massimo era il 94esimo. Pulisic! Bella palla di Stupignan, bravo! Tutta la gamma del Napoli a passare i secondi. Mazzocchi, McTominay, Jesus, Gutierrez, Rachmani, che vada a Mazzotti, poi da Di Lorenzo. Modric e Stupignan. Rabiot. Tomori, Loftus-Cheek, poi Lang. Può andare in contropiede Lang, però Loftus-Cheek. Ma l'arbitro dice che l'ultimo tocco è di Lang, anche se i miei dubbi ce li ho. Dove fai un attimo la telecronaca? Ok. Colpo di testa di Lorenzo nell'altro campo. Rabiot. Modric.
Vabbè, fare una finta su Lucca non è difficile, Con Q, Di Lorenzo col petto, poi Milinkovic, Jesus, Gutierrez, McTominay, Rachmani, Di Lorenzo per Lobotka, Gutierrez, Verno Lang. Lang, serve Lucca. Lucca, niente da fare. Lucca perde il possesso. Christian Pulisic, Pavlovic. Tanto resistiamo sti 3 minuti e mezzo. Eccomi. Occhio! Atekame cross basso. Eccomi. Rachmani, calcio d'angolo, sì. Sì. Ha buttato in calcio d'angolo. Intanto a Massimiliano Allegri parla con i suoi aiutanti. Vedete che mi sono rimesso nelle coperte. Modric supera Lobotka, Modric, Atekame, cross in mezzo, Tomori, Pavlovic, Murato, Tomori, poi Vergara. Non tira, no. è Stupinian. Rachmani recupera, Rachmani. Devo fare un applauso a Rachmani, ha fatto un applauso. Tanto mancano 2 minuti da ora. 2 minuti da ora, intanto McTominay vuole lanciare Lang. Lancia infatti Lang. No. Mamma mia, che scarso, signori. No, che sta. Ve lo chiedo, ma voi, un giocatore più scarso di Noah Lang, che ha vestito la maglia del Napoli, lo avete mai visto? Sì. Chi è, Anto? Lucca. No, ma non intendo esterno d'attacco. Lindstrom. Sì, ma non è proprio peggio di Lang. Altro esterno che ha fatto male. Nuovamente non me ne vengono in mente. Vengono in mente solo Vergara. tutti quelli là. Vergara, mamma mia, però bella la palla, ma nessuno ci fa vedere. Intanto Pavlovic. Ma Pavlovic chi si crede di essere? Stava diventando Messi o Ronaldo Prime. No, Pavlovic il problema è che fa il braccetto ma fa un ruolo offensivo, cioè fa l'attaccante in pratica. Difensivamente pecca in difesa, ma in attacco è un fenomeno. Intanto manca 30 secondi ed è punizione lato Milan, quasi più o meno 2-3 metri dall'area, più o meno. Vediamo se almeno oggi il Napoli riesce a fare porta inviolata. Infatti, non so che dimmo, Napoli non fa riuscita. Napoli non fa clean sheet dal 30. Napoli che non fa clean sheet dal 30 novembre. 30 novembre. Mo che giorno 18. Passato quasi un mese. Circa 1, 2, 3, 4 partite che il Napoli non prende gol. Vediamo se almeno oggi arriverà e tornerà la porta inviolata. Che prende gol, no, che non prende gol. Tanto è finita la partita, infatti la palla termina fuori. Leao, sguardo perplesso, l'arbitro fischia alla fine e il Napoli trionfa e batte 2-0 il Milan.
io direi di concludere, ragazzi, questa live, di salutarvi. Ci vediamo tra poco, il tempo di chiudere qua e di fare il video. Vi saluto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, anche quello di Domenico. Vai Domenico, saluta. Ciao, pubblicherò il post partita, datemi tempo 10-15 minuti e carico pure io il post partita. E vi do Ciao. anche il pagellone nel mio video. Ciao.